quindi sono ritornate le Pro Loco che hanno vinto nella prima parte del gioco e che quindi ritornano in sfida per tentare di andare ai quarti di finale. Grazie anche al vostro contributo chiamandolo 0432 57 3517 per dare una mano alla vostra Pro Loco preferita rispondendo in maniera esatta ai domandoni di questa sera, che sono completamente diversi come tipologia, e poi vi spiegheremo perché io e Claudio Romanzini ne pensiamo sempre una in più, vero? E quindi presento subito Claudio, il nostro filologico più... barbuto. Un applauso a Claudio Romanzini. No, volevo dire più esperto, ma non è adatto perché Ferruccio e siete dello stesso livello. Sì, ma lui è le più vecchie. Ecco. Però non so la vostra età, quindi non... Io sono giovane, e la barba bianca perché in chiamò pitturare di Nadal. Ma Ah, ok, va bene. Infatti l'ultima puntata natalizia eravamo insieme qui a Telefriuli, lo sapevo, ecco, sì. a Telefriuli, sì. Allora, vogliamo dare questa novità in riferimento ai domandoni? Poi lo lanceremo il primo. Voto che do già la risposta? No. No? No, lei è particolare, è differente, lei è par furlan. Ecco, intanto abbiamo dato un primo indizio che lei è par furlan. Lei è par furlan, brava. Invece l'altra novità non è una novità perché loro sono ormai fanno parte della famiglia di Telefriuli di Lo Sapevo, l'avete visti alla finale di Villa Manin e ritornano perché insomma sono un po' il mio portafortuna e spero anche loro di portare fortuna, non io ma Telefriuli, ma mi pare di sì perché poi insomma è stata una bella estate anche la loro. Sto parlando di Paper Rose, la band di Lignano Sabbiadoro, e sono Roberta Natalini e Andrea Dariol. Sono giovanissimi perché Roberta hai 18 anni, vero? Hai 18 anni? Sì, 18 anni. Invece Andrea, che è gettonatissimo a Facebook, perché adesso sono già sicura che sulla pagina Lo Sapevo iniziano a scrivermi le ragazze, però a sto punto le proietterò sul tuo profilo, perché non è che posso starti a gestire anche questo. Andrea tra breve si laureerà, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Facciamo un applauso. L'ultimo esame di fisica. Bravo, quindi facciamo un applauso ad Andrea perché oltre a essere belli, sono bravi e talentuosi. Bravi ragazzi. Facciamo entrare i vostri capitani? Sì o no? O volete far senza i capitani stasera? Perché ritornano in sfida le new entry di questa stagione, Fogliano, Re di Puglia e San Martino da Tagliamento, entrano i capitani Francesco e Elisa. Eccoli qua. Guardate com'è lungo l'applauso per voi, Allora, San Martino da Tagliamento e Fogliano ritornano, le due prime puntate, vi ha visto, insomma, protagonisti, avete vinto le prime due puntate, poi com'è andata? Vi hanno riconosciuto, vi hanno visto, com'è andata? Siamo diventati famosi praticamente. San Martino, tutti vi hanno riconosciuto, vi hanno visto? Assolutamente. Anche perché quanti abitanti conta San Martino? Non stiamo entrando nel dettaglio, sì, però sono insomma... 1450. Mille vi hanno visto? Beh, certamente, almeno 1000. Almeno 1000 sì. A Fogliano? Sì, beh, più di qualcuno è venuto in sede o da me, insomma, a congratularsi, a dire vi aspettiamo, veniamo, adesso vi guardiamo per la prossima puntata. Ho detto mi raccomando, sosteneteci da casa anche. Sì, perché quindi... adesso ci sono i domandoni anche questa sera. sì, infatti. Bene, allora io vi faccio subito accomodare con l'applauso delle Pro Loco perché iniziamo subito con il gioco. Ok. Quindi 0432 573517, ve lo vedete anche nello scorrimento per chiamare e rispondere ai domandoni di questa sera che sono particolari. Partiamo con il primo argomento, poi quando arriva la musica tocca a voi. Ok? Roberta, Andrea. Prego della regia per lanciare il primo argomento. Ah no, c'è una cosa che devo fare, Piera, hai ragione tu. Perché c'è un'altra novità, e facciamo vedere la grafica, che fa riferimento al ripescaggio, perché chi non è riuscito a passare alla seconda fase può essere ripescato attraverso i like della pagina Facebook Lo Sapevo, ma anche, vedete, le due pagine che troverete domani nel settimanale Friuli attraverso il coupon. Queste sono tutte le Pro Loco che non hanno vinto nella prima fase e che possono ancora tentare il ripescaggio. Domani trovate appunto il coupon che vale 20 punti sul settimanale Il Friuli, c'è anche la possibilità di farvi votare sul sito ilfriuli.it, oltre naturalmente sempre alla pagina Facebook Lo Sapevo. Ecco, scusami Pier, ma questo era da dire. Partiamo con il primo argomento.
Tizia parte, sì. Cultura generale, attenzione perché avete 15 secondi, 10 punti per riconoscere il personaggio nella foto. Guardiamolo insieme. Biagio Marin, Carlo Sgorlone, Gianni San Martino, prova, Carlo Rubbia, bravi. 9 punti, bravi, fatemi un applauso. Bravi. Com'è che non avete problemi di vista? Cosa succede a Fogliano? No. Sono stati più veloci di noi. Ah sì? Problema di velocità? Sì. Sono come il diesel, no? Come il trattore, sì, ha due sì, no, momenti di infatti. ingranare dopo. Vediamo il prossimo argomento come va. 9 punti San Martino, 0 Fogliano. Enogastronomia. Quale regione concentra 3/5 della produzione di riso in Italia? Vediamo. Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli, Fogliano dice B. Bravi. Insomma, mangiate il riso go-go voi? Ci piace? Vediamo la situazione. 10 punti, quindi Fogliano, San Martino 9. Vai col prossimo argomento. Però più entusiasmo. Sì, siamo concentratissimi. Territorio. Guardate bene questa foto e mi dovete dire qual è il luogo. 15 secondi, 10 punti, vediamola assieme. Cividale, Codroipo, Casalsa, Sacile. Ho sbagliato. Fogliano dice Codroipo e non è così. Meno 5 punti, rimane Cividale, Casalsa, Sacile. No, Sacile no, Cividale. San Martino prova A ed è Devono giusto, fare loro, bravi. non posso rispondere. Fatevi un applauso, Bravi. 16 punti San Martino, Fogliano 5. Aveva riconosciuto bene Cividale? Sì, già da prima, però non ero sicuro. Non era convintissimo. Prossimo argomento. Qui continua ad essere sempre più caldo, Pier. Vediamo di togliere un po' l'aria calda perché qua ci squagliamo vivi. Sport. 15 secondi, 10 punti per dirmi da quanti giocatori è composta una squadra di hockey su prato però. 9, 11, 7, 5. Sì, così. 9. San Martino dice A. Meno 4 punti non è esatta. Fogliano dice B. Ed è esatta, più 7 punti. Bravo. Alla faccia del diesel, Dimmi. Alla faccia del diesel, perché adesso San Martino... sono a Sono pari. pari, 12 punti. Benzina e diesel, vi dico che lei, però tutti e due vanno alla rottamazione, perché fra un po' che si va tutta elettrica, dunque... Bene, andiamo a vedere il prossimo argomento. Mi dispiace. Musica. Eccoci qua. Io mi avvicino. Conto su di voi. Adesso i Paper partiranno, i Paper Rose partiranno con il brano che propongono loro e ci sarà la grafica con i 4 possibili titoli. Quindi Roberta, Andrea, prego. San Martino già bravissimi. Perfect di Ed Sheeran. vai, bravo, se lo propongono loro. Brave. Just dive right in and follow my lead. Well, I found that girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I would not give you all this time,
kiss me slow. Your eyes all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, and barefoot on the ground, listening to our favorite song. When you said to love the mess, I whispered underneath my breath. You heard it, telling you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share home. Oh, oh, I found a love to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own. We were still kids when we so in love, fighting against all odds. I know that we alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, be your man. I see your future in my eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, and barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this, telling you look perfect tonight. Oh, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, and barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, you were so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Bravi ragazzi, io li metto qua, vediamo se riusciamo. Allora, Joy e Davide erano concentrati tanto su Roberta, no? Dopo fatemi un primo piano anche di Andrea, mi raccomando, perché io so che voi preferite andare sul resto, sicuramente. Invece tu volevi fare un saluto ai nipotini? Sì, volevo salutare le mie cuginette che sono a casa malate, povere, ma mi stanno guardando, Giulia e Marta. Un saluto, ciao, un bacio. Quindi facciamo un applauso alle tue Ciao. cuginette. E andiamo in pubblicità e io invece saluto la Gigliola, che è la tua mamma, e la Francesca, che ci seguono sempre, quindi tanti saluti anche a loro, facciamo un applauso a loro e andiamo in pubblicità. A tra poco! Bene, siamo tornati in diretta 0432 573517 per rispondere ai domandoni. Lanciamo il primo, Claudio? Va là tu. Va là, Anin. Va là. Allora, partiamo col primo domandone, Pier, dalla regia. Tanto 22 San Martino e Fogliano 12. Dovete completare il proverbio in
in friulano, Fradis tal signor, Sì, giusto? bravo. E quindi dovete completare questo proverbio a casa, tutti quelli che sono gran conoscitori del friulano, dei proverbi, di ciò che, dei detti friulani. Se non mi lo so insumiato di gnota, Ecco, Ale- quindi Fradis tal signore, Signor. tu dopo lo continuerai se daranno la risposta Sadaran, esatta. certo. Ecco, quindi 0432 573517, non è facile, però insomma provateci, anche perché tutti di solito sono abituati ad andare a ricercare tutto via internet, sto giro o lo sai o non lo sai, cioè, vero? Voi lo sapete qui in studio? No? E neanche Fogliano? Noi no. Allora andiamo subito con il prossimo argomento, vediamo se siete più preparati sui nostri quiz. Tanto San Martino in vantaggio, poi naturalmente ci sarà anche il gioco friulano. Cultura generale. Dovete dirmi cos'è un codice binario. 15 secondi, 10 punti. Un codice basato su 4 righe, su 2 righe, su righe e colonne. Oh. Fogliano dice C, meno 4. San Martino prova D ed è giusta. Il D da nessuna parte. Bravi, fatevi un applauso. Sì, Bravi. 29 punti, San Martino, 8 Fogliano. Cosa è successo? Recupereremo. Ma volevate schiacciare C o D? No, volevamo schiacciare C. C. Prossimo argomento. Sport. Guardate bene questa foto. Vogliamo sapere chi è il personaggio sportivo nella foto. Edi Orioli, Riccardo Cassin, Roberto Chiacic, Daniele Pontoni. ho premuto D di Fogliano Domodossola. sbaglia, non è Cassin. San Martino dice D ed è bene, giusto? Ero sicuro? No. Allora, No, cosa è io pensavo successo? di aver premuto altro, vabbè. Siamo una No, sapevo squadra che era il D, ma fortissimi. ho premuto D, Ah, ma si proprio- vede che ho premuto male, non lo Hai so. sbagliato, non hai letto bene la lettera No, lì. cosa è D, va, successo? insomma, va bene, tranquillo. Ma adesso concentratevi, Sì, perché sì, state sì, perdendo sì, beh. troppi punti. Guardate che siete a 3, Ci adesso è ricontrollevo. 38 San Martino. Prossimo argomento, intanto se la ridono a San Martino, non si sa perché. Ma adesso vedremo, ma dai, tranquilli. Concentrazione, prossimo argomento. Neanche me li guardo, guardo. Territorio, e questa la dovrebbero sapere bene Roberta e Andrea, perché si tratta di Lignano Sabbia d'Oro, a quale edizione è giunto il premio Hemingway. 15 secondi, 10 punti. 30esima, 33esima, 35esima o 29esima? 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, 33esima. Troppo difficile per voi e nessuno ha voluto provarci. Voi lo sapevate? Sì o no? No. Va bene, andiamo avanti. Prossimo argomento. Claudio neanche lo sa. Oh, sì. Cultura generale, Oh, io guardo qui dove adesso. sono nati, attenzione, i giochi olimpici. Italia, America, Sudafrica, Grecia. Fogliano dice bene, dice D. Abbiamo guardato bene, ok, va Bene. Ok, ce la possiamo fare. 10 punti, dai che No. vi state riprendendo. 38 San Martino, 13 Fogliano. Ditemi se ci sono telefonate, ma mi sa che stasera è dura. Prossimo argomento. Musica, quindi mi avvicino, tocca a voi. Pronti? Adesso Fogliano dice che non sentiva bene la voce di Roberta. Adesso Roberta tira una steca che non ti dico e vedrai. Magari noi non la conosciamo comunque, però apprezziamo il gesto. Va bene. Grazie. Vai ragazzi. Grafica.
lasciano neanche partire che... Bravi, sta giro l'avete sentita bene, Fogliano? L'avete sentita bene? Perfetto. Prego Roberta ed Andrea. Scusateci. Another hand hangs slowly, child is slowly taken, and the violence comes a silence. Who are we mistaken? What you see is not me, is not my family. In your head, in your head, that's divided with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Oh. Another mother's breaking, our is taking over. When the violence calls us silent, we must be mistaken. It's the same old team since 1916. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Oh. Sono bravi. Sono bravi. La pelle d'oca il signore. Voi? No, è molto brava. Bravi. Allora, vediamo se qualcuno da San Martino, da Fogliano, ha iniziato a telefonare per i domandoni. Datemi delle indicazioni della regia. No. Allora, riproponiamo la grafica, Claudio, e cerchiamo di dare delle indicazioni. Intanto San Martino in vantaggio, 38 punti, Fogliano 23. Fradis tal signor. Si può aggiungere una parolina? Sì, dai, Giuntin. Allora, è curta comunque, è curta. Cioè, una non è che dà la soluzione. Dos paraulas. Fradis tal signor, ma no. Ecco, dai, vi abbiamo dato un aiutino. 0432 57 3517. Pubblicità, pensateci, poi chiamateci. A tra poco lo sapevo. Pronti per l'applauso? Eccoci qua, siamo in onda. 38 punti San Martino, 23 Fogliano. C'è questo domandone che ha messo un po' in crisi tutta la regione perché ci sono una telefonata, una? Al momento una, due. Eccoci qua, ci siamo allora con due telefonate. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Vediamo chi è il primo. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Con Sonia, Sonia, da dove chiama? da San Martino al Tagliamento. San Martino Tagliamento.
Fate l'applauso sicuramente, certo. Grazie. Noi no. Anche perché può essere che la signora sia di San Martino, chiama da San Martino, però però- magari sì, ha qualche Non simpatia crediamo, per però Fogliano. la speranza è l'ultima a morire. Bisogna prima Vio di Salassà. Intanto vediamo, sempre vediamo se sa darci la risposta. Allora può concludere con ma nota all'onore? No, Niente. no, mi dispiace. Non fa rima. Lo spieghi Ah, perché. forse non fa rima, No. quindi non cerchiamo la rima. No. Va bene. Va bene. Grazie per aver chiamato. Facciamo un applauso. Grazie. Altra telefonata, sentiamo chi c'è, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Paolo, Da dove chiama Paolo? da Pozzuolo. Da Pozzuolo. Anche la mia fa rima, però se non è la rima, Ma provi lo stesso, fa Province, sì. sì, magari, dai. Fradis, tal signor, ma not al lavoro. No, 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 no. Siamo sicuri? No, No, non è così. no. Grazie comunque per aver tentato, per aver provato. Grazie, riprovateci, chiamate. Chissà chi avrebbe dato i punti. Questo è il primo proverbio. Allora io direi... Podin da, aspetta, podin da un chiamo giusto ne robutto. Sì, non gli dire dico. andare No, tutta la no, no, la soluzione, soluzione. Disin che la seconda parte è concrete. Il senso, lo dico italiano, se lo capisci anche in tutto il mondo. Che hanno seguito in streaming dalla Norvegia. Esatto. Il significato è che a parole tutti sono fratelli, ma poi quando si va a toccare le cose concrete, ognuno va per i conti suoi, per gli affari suoi. Ah, ecco. Quindi è una cosa concreta. È una cosa concreta, bene. Io direi al mio regista Pierangelo, dici di mandare anche... Ah no, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, con chi parliamo? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, con Licio di Pozzuolo del Friuli. Riccio ho detto. Licio, Licio, con la L. con la L. Bene, Licio, allora, lei ha capito il proverbio? Sì, ho capito. Bene, allora ce lo dica. Fradis dal signor, ma nota padiele o tapignate. Bravo. Bravo, giusto. Bravo. Allora, Licio, Mi dica, Ma Licio. hanno sbagliato puntate però, acclamin che di Pucciui che... sì, erano 2 settimane fa, 3 settimane fa qui. Era la linea occupata. Sì. Allora, Licio, lei è di Pozzuolo, però ha la Sì. possibilità di regalare 10 punti a una proloco qui in studio, cioè Fogliano, Re di Puglia e San Martino al Tagliamento. Chi sceglie? ma fino al tagliamento. San Martino! Grazie. Posso chiedere perché ha scelto San Martino così? È così perché sono vicino anche quando vado a mangiare qualcosa fuori da quelle zone. Ah, allora dice... Mi trovo bene. Io ho detto E che- magari va in zona, si fa... Grazie anche Alexis, è questione di A voi, pignate. Ce lo segneremo. a Bugnini Ce lo salviamo. segneremo. Va non bene, venga grazie per aver Fogliano. chiamato. Prego. Buonasera, ritenti perché mandiamo un altro proverbio, se vuole. Fogliano ha la possibilità, visto che siete in svantaggio, di scegliere la busta del friulano, la 1 o la 2? 1. 1. Allora, quest'anno, lo sapete già, c'è la versione italiano-friulano o friulano-italiano. Voi quale Beh, preferite? il friulano italiano, ma Cioè dal friulano all'italiano. sì, Ed è quella che hai scelto. ok, meno male. 1 minuto di tempo per darmi 10 parole esatte. Se sbagli torniamo indietro. Ok, Vai Pier col tempo. Cori, corre, saltà, saltare, copià, copiare, copà, uccidere, inciopedà, inciamparsi, pocà, spingere, peciotà, rammendare, cori, correre, saltà, saltare, copià, copiare, copà, uccidere, inciopedà, inzupparsi, pocà, spingere, peciotà, sparlare, fracà,
Premere. Invuluccia. Avvolgere. Trabascia. Trabascia. Trabastia. Trabaschia. Cori. Correre. Saltà. Saltare. Copiare. Copa. Uccidere. Ciopedà. Inzoppettarsi. Inciamparsi. Poca. Spingere. Pecciotà. Sparlare. Terminato il tempo. Allora, fracà è schiacciare, ma va bene anche Sì. come avete detto voi. Prego. Involuccia, avvolgere. Perché io ho scritto involuccia qua. Sì. Ok. Sì, no, stavo E per dire. trabascià. Trabastia. Trabaschia. Ecco. È balbettare. Balbettare. Ok. Lo Quindi. sapevate voi? Trabasciare? Non so, forse non balbettare. Vabbè, adesso tocca a voi. Intanto quante parole? 9. 9 su 10, non male. Dai. Bravi voi. Cioè. San Martino, preparatevi, perché adesso tocca a voi, se prendo la busta giusta. Bisogna dire busta che Sielgi. Sielgi la stessa è loro. Allora, 10 parole in italiano, voi dovete dirmele in friulano, sempre 1 minuto di tempo. Vai Pier. 1 minuto, adesso partirà il tempo. Questa è la proloco di Fogliano. E San Martino sarà pronta per... Ecco, bambola, Pipina. bambino, Frut. pollo, Polas. Polet. maiale, Pursit. pecora, Feda. pupazzo, Pipinot. alloro, Aurar. siepe, bambola, Pipina. bambino, Frut. pollo, Polas. maiale, Pursit. pecora, Feda. pupazzo, Pipinot. alloro, Aurar. siepe, Siepe. bambola, Pipina. bambino, Frut. pollo, Polas. maiale, Pursit. pecora, Feda. pupazzo, Pipinot. alloro, Aurar. siepe. Non lo sai. Frascia. Terminato il tempo, siepe, Claudio? Allora, uccise o palade? La palada, forse c'era- vado dovrei spalada. Poi c'era Gabbiano, Uccise o palade? Gabbiano, questa era un po' cattivella, forse loro. Gabbiano, Cocal, ma è nel nostro dialetto. Ho detto cal. Cocal, il e cocal. poi Voliera, Invisiate, sì. Sciaipia. Schiaipe. Ah, buono. Schiaipe. Quindi voi siete riusciti fino dall'oro, quindi sono 7? Faccio notare che, scusate, ti torno al Furlan. Perché giochi dall'italiano al Furlan e noi accettiamo per aule anche che sempre furlanes, ma che si dice in un questo che l'altro. Noi che vuote, per esempio, pecora, invece di piore, vedete feda, ma va ben di Sì, stesso, è vero, perché è è sempre vero. furlan a lei, insomma. Bene, allora io direi Pier di lanciare un altro domandone in questo momento e poi andremo a... che è un altro proverbio, quindi sto giro lo leggi tu Claudio? Ah no, lo leggi dai, riesci a leggerlo fino là? Sì, orco. Vediamolo insieme il domandone, che è sempre un proverbio in friulano da completare. Se siamo pronti a lanciarlo, poi andremo a vedere com'è la situazione, se hanno studiato l'avversario. Intanto 55 punti San Martino al tagliamento, 32 Fogliano, dopo aver giocato in friulano. Vediamo se riusciamo a mandare il domandone, eccolo qua, il secondo. A me se la che sune? E dopo hanno indovinato. Esatto. Che di Pocciui a Lussandi Sigru. E noi ci danno noi punti. Bene, chiamate 0432 573517, domande per Fogliano su San Martino al tagliamento. Ok. Domande preparate dalle Proloco. Quali sono le borgate che formano San Martino al tagliamento? San Martino da tagliamento.
Sant'Osvaldo. Postoncicco. Postoncicco. Arzenotto. Dimmi, Arzenuto. Ne avete detta una in più però? Ah sì? Sì. Allora, Una è comune di San Martino è Popolo. tagliamento, ok, però San Martino a Tagliamento. no, fa comune, vabbè, ok. Allora, le altre tre però le hanno dette giuste. Quindi è corretta. Sì, dai. Quindi 5 punti conquistati, bravi. Ok, grazie. Fatevi un applauso e siete stati bravi. In che anno fu dipinto dal Pordenone l'affresco di San Cristoforo posto sulla facciata esterna della chiesa parrocchiale? 1518. No, nemmeno. 15 o 5? Allora, 1500, siamo sicuri? Deve essere il capitano a dirlo. Sentiamo un altro picchiare, 1500. Prima della prossima edizione di Lo Sapevo, della terza edizione. Boh, ci fidiamo. 1100... 1000? Cosa ti ricordavi? No, dimmelo. Aspetta, dimmelo. No, dimmelo a me. Ragazzi, dovete essere decisi perché non abbiamo troppo tempo, eh. 18. 1500? 18. Bravi. Bravi. Altri 5 punti. Bravi, molto preparati, Ne sanno più di voi probabilmente. No. Secchioni. Ecco i punti quindi, non so se sono già stati Infatti aggiornati, quest'anno no, non credo. Festeggeremo il 500° anniversario del dipinto. Bene, domande per San Martino su Fogliano, Re di Puglia. Cosa fecero nel 1908 per protesta i contadini foglianini? A Fogliano se la ridono perché sono loro che hanno preparato le domande. Nel 1908? 8. Esatto, Non sapevamo, 1908. no, nel 1509 sì, ma 8 ci sfugge. Vi sfugge? 1908. Sì. Stanno cercando di capire cosa nel 1908 è successo a Fogliano. No, non sappiamo. No, mi dicono che non lo sappiamo. Mi dicono che non lo sappiamo. Invece a Fogliano lo sapete? Sì. Ci fu proprio il blocco, i contadini di Fogliano per protesta bloccarono completamente la linea ferroviaria, che era la linea principale, insomma, a Trieste, ok. la linea che andava fino a Vienna, bloccarono completamente per una giornata intera, ci fu insomma Ecco, adesso uno sapete una cosa sciopero in più. Non grosso, c'era un'occupazione su grossa sulla linea Wikipedia, Non ferroviaria. c'era. Adesso attenzione alla prossima domanda. Chi fu a fine Settecento a togliere al territorio della podestaria di Fogliano il colle Sant'Elia per darlo al comune di San Pier di Isonzo? Questo è facile. Questo è facile. Questo è facile. Dai, sicuramente. Secondo me se la rileggi piano Allora, riescono ad arrivare alla Chi soluzione. fu a fine Settecento a togliere al territorio della podestaria di Fogliano il colle Sant'Elia per darlo al comune di San Pier di Isonzo? Chi può essere? Va bene, la Repubblica Veneta. No, quasi. Il Doge. No, se hanno finito, hanno dato la risposta. Hanno detto È questa la vostra risposta? Sì. Il Doge? Napoleone, perché praticamente i nostri territori, anche quelli, erano passati sotto l'amministrazione francese e quindi Sì, Napoleone sì, donò i pascoli del Sant'Elia, perché noi avevamo tanti pascoli, Ok. giusto? San Pier niente, e quindi Beh, giustamente, poverino. Napoleone Quindi decide non di avete studiato donarlo. nulla su Fogliano? No, abbiamo studiato molto, ma Domande troppo difficili. Bene, Fogliano adesso molto questa è più la grande di situazione con San Martino 55 punti, Fogliano 42. Ne hanno conquistati 10. stanno recuperando. Grazie alle 2 risposte esatte adesso del gioco dell'avversario, quindi non so se avete fatto tutti i conteggi, però mi dicono che c'è un telespettatore in linea. Pronto? Buonasera, sono Sandro da Pignano di Ragogna. Bene, Sandro, ci dica. Io volevo rispondere al domandone. Sì. A messa la calzone e a mangiare la capume. Bravo. Bravissimo. Bravo. Adesso
Adesso la speranza di Fogliano è che Napoleone, oltre a dare i pascoli a San Pier di Sonzo, abbia dato dei pascoli anche a Ragogna, e quindi adesso per sdebitarsi, però lì non so. Vediamo il signore di Ragogna a chi vuole regalare 10 punti. A chi ne ha di meno? Ma però lei mi deve dire esattamente chi, non può dirmi chi meno, Fogliano o San Martino? Facciamo Fogliano. Ok. 10 punti a Fogliano, grazie per aver chiamato. Io lancerei il terzo domandone prima di andare in pubblicità, che dite? Si può fare? Si può fare. Ok, vai. Tanto questa è la situazione: San Martino 55 e Fogliano 52. Siete vicini. A Fogliano. Terzo domandone, terzo proverbio della serata, sempre in friulano. Attenzione a come lo leggo io adesso. Cui che a misdì non la se mangia. Brava! Mangia. Progressi incredibili. Bene, andiamo in pubblicità prima che ti copi. Andiamo in pubblicità, lo sapevo, tra poco. Pronti con l'applauso? Eccoci di nuovo assieme in diretta, lo sapevo. 55 punti San Martino, Fogliano 52, quindi parità praticamente. Adesso altri quiz, un domandone ancora in gioco, e quindi 0432 573517 per prenotarvi, quindi i miei ragazzi qui mi indicheranno quando abbiamo delle telefonate, ma vediamo, ecco, questo è il proverbio da completare in friulano. Andiamo a vedere invece il prossimo argomento, quindi attenzione con le pulsantiere. Pronti? Carichi più che mai, date i suggerimenti migliori ai vostri capitani. Ecco il primo argomento. Sport. Parliamo di ciclismo. Vogliamo sapere di che colore è la maglia del vincitore del Tour de France. E devo trovarla. Gialla, bravi! Cioè, i ragazzi di Fogliano, pur di rispondere, si sono alzati in piedi. Cioè, Ogni tanto mi sento un po' aggredita, ma non fa niente. Ci credono, 62 punti Fogliano, San Martino 55. Mi raccomando, ragazzi di San Martino. I riflessi molto più pronti. Adesso, ma all'inizio all'inizio le ho sbagliate proprio tutte. Prossimo argomento, vediamo qual è. Attenzione. Cultura generale, 15 secondi, 10 punti per dirci che cos'è il tartan. Tartan, un ingrediente. Fogliano dice un tessuto caratteristico. Massa svelta. Attenzione perché adesso c'è un'altra domanda, quindi fate attenzione. Intanto Fogliano è in vantaggio, 72 punti. San Martino, coraggio, attenzione. Dai, via. Però state più veloci. Territorio, e qui facciamo contento il telespettatore da Pozzuolo, perché andiamo proprio a Pozzuolo, dove è stata fondata la più antica scuola agraria della regione e tra le prime in Italia. A che anno risale l'Istituto Sabbadini? 46, 1918, 1881, 1799. Domanda fornita dalla Proloco di Pozzuolo. 1, 0, 1881. Onestamente noi avevamo quasi, però abbiamo detto no, non rispondiamo. Paura Non di rispondiamo. perdere Non punti. rispondiamo. Prossimo argomento allora. 72 Fogliano. Cultura generale. Annellina Colussi è poetessa, pittrice, attrice, musicista.
8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poetessa, nessuno ha voluto rispondere. Eravamo abbastanza incerti. Però avete talmente paura di perdere i punti Sì, avete pensato di non rispondere più. Adesso è tattica. Questa è tattica, bravi. Prossimo argomento. Se siamo sicuri, ma... Sorpresa, avete in palio 20 punti e 30 secondi per ragionarci. Vogliamo sapere quanto vale la x presente nella seguente proporzione. 38 sta a x come 16 sta a 24. Bisogna fare 38 per 24 diviso 16, però non... Allora, 38... Sicuro? Vado? Ancora, Fogliano ci prova, dice C e sono stati bravi! 57! Voi avete le ragioniere anche là dietro che hanno fatto tutti i calcoli. Bravi. Brava. 83 punti Fogliano, 55 San Martino al tagliamento. Ma adesso avete ancora un domandone, vediamo se c'è qualcuno al Che noi non ce telefono, la altrimenti possiamo lo riproponiamo in grafica e poi abbiamo altre domande. Non ci sono telefonate, lo riproponiamo in grafica con eventualmente un aiutino di Claudio. Vai Pier, così facciamo vedere in grafica il proverbio. È questo, no? Cui che a misdì non l'ace mangia. O mangia o mangia? Mangia. Dipende che tu... Io dico C'è mangia. bande che tu sei dal Friuli. Qui che a mesdino là c'è mangià. C'è una telefonata, tac, adesso vediamo chi c'è. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Da dove chiama e come si chiama lei? Chiamo da San Martino al Tagliamento. Bene. E mi chiamo Loretta. Loretta. Sì. Ah, era qui l'altra volta. Loretta, se lei vuole dare una mano alla proloquo di San Martino, deve continuare il proverbio, completarlo. Sì. Allora, in base a quello che so, a Sena non lascia vai. Allora. Adesso? Allora. Noi avevamo tutto une robe differenti. Allora, diciamo così, questa è una possibilità, perché sono poi soluzioni. Noi però avevamo pensato scelte une, ben precise, che hanno il centro e col mangià. Ecco, quindi non possiamo darla buona questa? No. Anche se, con tutto rispetto, perché i proverbi hanno molte varianti, quindi sicuramente magari è valida anche quella, ma noi abbiamo scelto una e quindi ci serve quella, in sostanza. Mi dispiace. Grazie comunque per aver chiamato, facciamo un applauso. Quindi possiamo dare un aiutino La ai nostri seconda telespettatori. parte non c'entra col mangiare. Non c'entra col mangiare. Quindi chiamate 0432 573517, andiamo in pubblicità, ci pensate e poi ci telefonate e vi prenotate. Ah, il regista giustamente mi dice che abbiamo un po' di tempo per parlare delle vostre iniziative. Cosa che non si possono chiedere suggerimenti, eh? No, volevo dire che non aveva niente a che fare col mangiare. No. Allora, Fogliano, facciamo vedere un po' di vostre foto, partirei con Fogliano, Pierangelo in regia, così ci raccontate un po' di iniziative. Ce ne parla Marta della Proloco di Fogliano Re di Puglia. Ciao e bentornata. Grazie, buonasera. Allora, noi siamo ripartiti da subito con le nostre iniziative e abbiamo dei progetti appunto che hanno avuto anche il supporto della Regione di Promoturismo FVG, che appunto ci dà sempre un man forte nelle nostre iniziative Grande Guerra del Territorio, e siamo con il progetto East Front, cioè fronte orientale, assieme all'associazione Io Deposito e all'Iser di Duino Orisina. L'evento clou un po' per noi sarà il 24 maggio, dove avremo un grande concerto nella zona del Sacrario di Re di Puglia,
un concerto proprio mi ricordo appunto del 1918, quindi diciamo una valutazione della guerra in un contesto proprio attuale e in un'ottica di pace, che è un po' l'obiettivo della nuova programmazione turistica e storica, che vuole appunto portare a conoscere le nuove generazioni, i fatti storici in chiave più moderna e anche appunto tutto il percorso che ha portato poi all'evoluzione dell'Europa fino alla nascita dell'Unione Europea, e appunto maggio è proprio il mese dell'Europa, insomma. Avremo poi altre iniziative importanti sempre a giugno, saremo a Pontebba con delle escursioni guidate sempre nel contesto Grande Guerra, con tutto il parco che è stato appunto ripristinato dai ragazzi dell'associazione locale, e quindi appunto ci spostiamo un po' in tutta la regione come è nostra solita tradizione. Il giovedì sera di luglio saremo in Dolina dei Bersaglieri con Luce d'Ombre, la nostra tradizione, i recital didattico-rievocativi teatrali, una grande selezione ogni anno per scegliere spettacoli che siano appunto sempre di alto livello, per offrire il massimo insomma a chi ci viene a fare visita, con pullman anche da Trieste e da Lignano come sempre. Abbiamo tutta l'attività sociale che continua tutto l'anno, sia con le gite appunto giornaliere riservate ai soci, con le attività tradizionali che si svolgono nel ricreatorio parrocchiale, insomma, che facciamo settimanalmente, che ci contraddistinguono. Sì, poi passiamo al 21 ottobre, che abbiamo appunto anticipato il treno con il viaggio della memoria di Puglia a Caporetto, come sempre, e l'appuntamento cardine sarà l'11 novembre alle ore 11:11 con una grande manifestazione del Sacrario di Re di Puglia e Cimitero Strongarico, coinvolgendo scuole di tutto il territorio regionale e oltre, e anche appunto tutte le nazioni che parteciparono al primo conflitto mondiale. Bravissima Marta. Prima di parlare delle iniziative di San Martino al Tagliamento abbiamo una telefonata e vediamo chi c'è. Pronto? Brava. Pronto? Con chi parliamo? Giulia da San Martino. Giulia! San Martino. Fate un applauso a Giulia. Brava! Brava, non ci chiamano. Ciao Giulia! Ciao. Tu chiamavi per il proverbio? Sì, ci provo. Prova, vai. Parla cena, lascia pensare. Cui che a misdino là c'è mangià, come va? Dopo, avanti? Prova? Parla cena, lascia pensare. Allora, stesso discorso di prima, anche questa è una versione, anche questa è giusta già sentita. Noi Però che noi è abbiamo che? insieme noi un'altra, Noi è quindi che? no, io quindi domandare alla regia, però non si tiene alla nestra. Sì. No, comunque è la rima. Alla rima. Alla rima, però non è questa. Giulia, grazie comunque per aver chiamato. Ciao, Ritentateci. Marta, alla quale facciamo un grosso applauso perché è venuta qui, la prima puntata non c'era perché era in infortunio, ecco, quindi adesso sta bene, guardate che bel sorriso, e ci racconta tutte le iniziative di San Martino. Allora, anche noi quest'anno abbiamo un programma abbastanza ricco e inizieremo il 20 maggio con Assaggi di musica in cortile, che è la seconda edizione, dove cerchiamo di unire la musica e facendo scoprire anche posti che solitamente non possono essere visitati del nostro paese. E poi l'evento clou sarà ad agosto per la terza edizione di Smartin Festival della Cultura Artistica, che si terrà dal 24 agosto al 26 agosto, dove qua cerchiamo di mettere in mostra tutte le forme d'arte, dalla pittura al teatro, alla musica, alla recitazione, e anche qua unendo l'arte con le meraviglie che ha il nostro paese, quindi anche qua cercando di mostrare posti incantevoli, diciamo, sì, esatto, del nostro territorio, dando anche ampio spazio alla cultura con cibo e arte, che sono appunto delle degustazioni di cibo, diciamo, piatti tipici friulani rivisitati in chiave artistica. E poi a novembre avremo i festeggiamenti del patrono, il San Martino, l'11 novembre, che è, diciamo, la festa più tradizionale, quindi daremo ampio spazio alle tradizioni di San Martino. Brava, brava anche tu Marta. Brava. Andiamo in pubblicità, poi ritorneremo in gioco. Mi raccomando, c'è un domandone, poi ritornano i Pepe Rose, perché ritornano anche loro in quiz. A tra poco, lo sapevo. Di nuovo assieme in diretta, lo sapevo. Abbiamo un telespettatore in linea per il terzo domandone. Fogliano in gran vantaggio, 83 punti, San Martino 55. Pronto? Con chi parliamo? Sono Pierluigi da Spilimbergo. Bene Pierluigi, allora, lei sa dirci
precisamente il proverbio di questa sera? Sì, mi può mettere la schermata perché non mi ricordo bene. Allora, Certo, no, lei ha ragione. Adesso se il regista ha sentito, mettiamo la schermata. Ecco qua. qui che mi dice non ha che mangiare, all'altra di sta a pensare. Sì. Giusto. Bene, allora lei chiama da Spilimbergo, ha 10 punti in palio da regalare o a Fogliano o a San Martino al Tagliamento. A San Martino. A San Martino, non avevamo dubbi. Bene, grazie per aver Grazie, chiamato. arrivederci. Adesso, grazie mille, buonasera. Vediamo se aggiungiamo 10 punti a San Martino, quindi dovrebbero essere 65 e adesso ci sono altri 5 quiz. Fogliano 83, 65 a San Martino, quindi attenzione perché tutto è in gioco. Prossimo argomento. Pronti con il pulsantiere? Sia Francesco che Elisa. Territorio, guardate la foto bene, mi dovete dire qual è il luogo nella foto. Lignano, Bibione, Grado, Caorle, A, B, C o D? No. Non è Grado. 8 secondi, 7, Non è Grado. 6, Sicuro? 5, San Martino prova C ed è giusta, è Grado. Tranquillo. La laguna era per E di là. grandissimo entusiasmo da parte di San Martino. Prossimo argomento. Calmi, ragazzi, è Prossimo argomento. Eh sì che siete vicino voi, Sì, sì. A Fogliano. Cultura generale. Quale fu la prima sede del Comando Supremo durante la Prima Guerra Mondiale? 15 secondi, 10 punti. Villa Marin, Palazzo Pico, Villa Volpe, Palazzo Balbo. A, B, C o D? 7 secondi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Villa Volpe. Che si trova? A me sembra Che si Cervignano, trova? però non sono sicura. O Cervignano Fagagna. o Udine. Fagagna. Fagagna. No, non la sapevamo. 83 punti Fogliano, San Martino 71. Prossimo argomento. Musica, tornano in campo i Paper Rose con un brano cantato da loro, Sì, 1 minuto io di ascolto tempo questo. e avete i 4 titoli. Vai Roberta e Andrea. Give up forever and touch you. Fogliano risponde esattamente. Dopo ci proponete il pezzo integrale. Adesso continuiamo perché sono le ultime 2 domande decisive. Prossimo argomento, 93 punti Fogliano, San Martino 71. No. Prossimo argomento. Territorio, foto, guardatela bene, dovete dirmi qual è il luogo nella foto. Udine, Gorizia, San Vito al Tagliamento, Pordenone. Potrebbe essere D. San Martino dice D ed è giusto, Pordenone, 9 punti in più, fatevi un applauso. Dai, Bravi. che bravi. Ultima, 80 San Martino, Fogliano 93. Potrebbe essere quella decisiva perché vale 20 punti, anzi è quella decisiva. Vai dalla regia, prossimo argomento. Vale 20 punti perché è una sorpresa. 30 secondi per dirmi a che proposito si parla di ciclo di Krebs. Scissione binaria, scissione degli zuccheri. Sbaglia San Martino, 5 punti in meno. Scissione degli atomi per la respirazione. Quindi A, C o D? Non faccio niente, perdi. Non fai niente? Paura di perdere?
Lo chiediamo ad Andrea che si laurea a breve. In fisica si laurea, sì. Per la respirazione. Allora, noi onestamente lo sapevamo, ma erano troppi punti che no, avevamo detto non volevamo. Sì, no, infatti la Chiara ce l'aveva Allora, detto. i due presidenti, i due capitani si avvicinano a me, intanto i Paper Rose propongono il pezzo che... Venite qua vicino a me. E intanto Roberta e Andrea ci propongono il pezzo che avevate preparato per il quiz, che era? Vai ragazzi. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I've never been, and I don't wanna go on right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. And you can't find the tears that are coming on a moment through in your lies. When everything feels like movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Well, everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Well, everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Grazie. Bravi ragazzi. State vedendo adesso il video che fa riferimento ad una vostra esibizione, vero Roberta? È importante, che vi ha visto protagonisti quest'estate. Sì, una delle più importanti che abbiamo fatto, perché quest'estate a Lignano e all'Arena Alpe Adria abbiamo aperto il concerto di Francesco Gabbani ed è stata una grande emozione, un grande traguardo per noi, è stato veramente bello. Salutiamo anche il resto dei ragazzi, dei componenti, Sì, gli altri ragazzi. Federico Montello alla batteria, Damiano Giusti alla chitarra, l'altra chitarra, e Umberto Danelon al basso. Guardate che belli che siete, bravi ragazzi. Davvero complimenti. Allora, siamo pronti per conoscere... Sta tranquilla. Sta tranquilla. Andiamo avanti che sennò il regista si arrabbia, perché anche lei... Di qua? Sì. Guarda la telecamera. Sì, ok. Quando te lo dico io, Sì. andiamo a vedere il vincitore della puntata. Hai finito? Abbiamo finito. Non l'avevamo ancora realizzato. Tu vuoi rimanere a fare ore 7 domani Sì, mattina? no, grazie, vado a dormire anch'io, insomma, dobbiamo tornare a casa. State attenti che dobbiamo vedere. Brivido. Brivido. San Martino 75 punti, Fogliano vince la puntata, andate ai quarti di finale. Grazie. Bravi. Grazie, complimenti. Grazie. No, bravi anche voi, grazie. Grazie per essere stati con noi. Possiamo fare due saluti? Vai. Allora, uno al presidente della Proloco, Franco Visentin, e uno agli amatori calcio, Pieri Serigolato.
No, tornate con loro ai quarti di finale. Ok, torniamo con loro, va bene. Siete ancora ok. più numerosi. Va bene, grazie a voi, grazie anche E a voi Martino. tentate il prossimo anno? Senz'altro, Ritentate? ma assolutamente sì. Bene, io vi aspetto Vinceremo. una terza edizione, Comunque siete stati bravi, perché siete una new entry e quindi davvero siete stati comunque bravi a passare alla seconda fase. Complimenti. Grazie. Vi facciamo un applauso, ringrazio anche Claudio Romanzin, i ragazzi qui in studio con me, Davide e Joy, la regia per Angelo Buttazzoni e Tommaso Ravo. Ci vediamo il prossimo giovedì, quindi voi ritornate ai quarti di finale. Complimenti. Grazie, alla prossima. Arrivederci. Buonasera. Grazie Pepper Rose, grazie Pepper. Roberta e Andrea. Io non avevo capito che...